Finestre aperte, via vai di tecnici per i sopralluoghi. Sono in corso le verifiche nella casa di Alex Zanardi, dove nel pomeriggio di ieri si è sviluppato un principio di incendio partito dai pannelli solari posizionati sul tetto. Dichiarata agibile dai vigili del fuoco, dalla villetta i familiari hanno però preferito trasferire il campione paralimpico accolto nella struttura riabilitativa dell'Ulsotto di Vicenza, che lo aveva ospitato per mesi prima del suo ritorno a casa il Natale scorso, dopo il terribile incidente del 19 giugno 2020. Si stava allenando sulla sua handbike sulle colline senesi, il campione paralimpico. Lo scontro con un camion aveva frenato la sua corsa, riducendo Alex Zanardi in fin di vita. La sua grande forza di volontà, l'amore della famiglia e l'affetto di tutta Italia, dopo mesi di riabilitazione, lo avevano riportato nella casa di Noventa Padovana, dove continua il percorso di cura, circondato dall'affetto di tutto il paese.